Oggi vi voglio presentare il mio amico, dottor Lucci Nicola. Intanto ciao a tutti, sono nuovo in questo canale, quindi mi presento, sono Nicola Lucci, sono un agronomo e vengo dalle Marche. È passato a trovarmi e allora gli ho chiesto qualche informazione in merito a qualche argomento e quindi ne approfittiamo e a lui chiediamo alcune cose inerenti al prato. Ad esempio, Nicola, quali sono le malattie più frequenti del prato e come possiamo fare per prevenirle o curarle? Oggi parliamo quindi di malattie estive o invernali del prato, perché voglio parlare sia di quelle invernali che di quelle estive, perché comunque sono delle patologie che poi colpiscono o la foglia o la parte radicale della pianta del nostro prato. Quello che vi voglio dare oggi è qualche informazione per cercare di eliminare queste malattie, quindi fare meno errori possibili e cercare di recuperare il prima possibile se eventualmente usciranno queste macchie che troverete sul vostro prato. Solitamente quali sono i fattori scatenanti che fanno germinare le spore del fungo e quindi fanno sì che il nostro prato si presenti con queste inestetiche macchie? Sì, quindi poi noi le vediamo come ingiallimenti nel prato, giusto? Inizialmente magari li vediamo come ingiallimenti che poi tendono ad imbrunirsi, sì. E soprattutto poi possono entrare all'interno anche delle infestanti che sono ancora più di sgradevole effetto. Certo. Non dobbiamo irrigare troppo. L'eccessiva irrigazione è uno dei problemi principali per la partenza del fungo, perché come tutti i funghi ama molto l'umidità, quindi irrigazioni troppo eccessive aumentano la presenza dei funghi. Quindi dobbiamo simulare un temporale. Il temporale, okay. Irrigazioni profonde e una frequenza lunga, quindi distanziamo il più possibile una irrigazione dall'altra. Un altro fattore quindi chiaramente è la zona in ombra, la zona al sole. La zona in ombra certamente potrebbe avere delle percentuali di attacco maggiore, perché si asciuga meno, c'è meno aria che gira e quindi la foglia si asciuga meno e c'è il rischio che il fungo possa partire quindi, più primo velocemente. Elemento, umidità. Quindi troppa irrigazione, quindi umidità. Umidità. Secondo, concimazioni sballate. Cioè se diamo troppo azoto e quindi concimiamo in maniera troppo vigorosa facciamo l'effetto contrario, il fungo se ne approfitta e il fungo riuscirà ancora di più ad allargarsi. Quindi concimazioni bilanciate per esempio nel periodo estivo con il grinotto che abbiamo dietro le nostre spalle. Poi certamente dobbiamo far sì che il nostro feltro, cioè quella parte di sostanza organica che sta tra le radici e la foglia, non sia troppo spesso, perché lì dentro si annidano le spore. Sì. Quindi deve essere un feltro non troppo ampio, non troppo spesso, e quindi faremo delle areggiature che ci permetteranno di eliminarlo. Tu come feltro intendi quello strato di erba morta che non si decompone? Che si sta decomponendo, sì. O in fase di decomposizione, che troviamo tra le radici e le foglie. Questo un po' per dare uno spazio, sì. a questo feltro. Quindi abbiamo detto irrigazione, concimazioni, feltro, sì. Chiaramente utilizzare varietà cultivar, cioè quindi delle varietà di seme, Festuca rundinacea, Popratensis e l'Olium perenne di elevata qualità e quindi di ultima generazione, permettono a diminuire la possibilità di attacco del fungo, perché sono delle varietà più resistenti e quindi resistono meglio alle malattie e quindi soffrono meno queste calamità. In definitiva, se facciamo tutte le varie operazioni che consentono alle piante di crescere in maniera più equilibrata, andiamo il più possibile a limitare quello che può essere l'innescarsi di fenomeni negativi, di patologie. Quindi la regola è una buona e corretta manutenzione diminuisce fortemente la presenza o la possibilità di un attacco fungineo. Bene, allora con queste poche e semplici indicazioni abbiamo intanto capito cosa è utile fare come prassi. A questo punto ciao a tutti e buon lavoro. Ciao!